Finita in Uruguay la latitanza del boss Rocco Morabito, originario di Africo nel Regino, il re della cocaina dovrà scontare 30 anni di reclusione, determinante per la cattura la collaborazione dei carabinieri di Reggio Calabria. Nuova protesta dei lavoratori licenziati al porto di Gioia Tauro, chiedono il pagamento della cassa integrazione e il ricollocamento lavorativo. Marcia silenziosa nei paesaggi lunari distrutti dagli incendi, l'iniziativa partecipata del vescovo di Cassano, Monsignor Savino, che scuote le coscienze. Era avvolto in una coperta il cadavere di un uomo nascosto in un bagagliaio a Cariati nel Cosentino. È stato un passante a dare l'allarme, indagini in corso dei carabinieri. La matricola rende, guida la classifica dopo la vittoria ottenuta da Agrigento, la Regina si aggiudica il derby con il Catanzaro mentre il Cosenza ha sconfitto inaspettatamente in casa. La notte bianca di Cassano, successo per l'iniziativa che in città è ormai attesa tradizione. Buonasera dalla redazione del TG10, dunque in primo piano la cronaca con l'arresto del boss Rocco Morabito, latitante da 23 anni, è stato catturato in Uruguay, originario di Africa, dovrà scontare 30 anni, determinante per l'arresto e le indagini condotte dai carabinieri di Reggio Calabria. Finito nella rete il re della cocaina, così era conosciuto a Milano Rocco Morabito, soprannominato Utamunga nella città meneghina. Era arrivato da giovane, aveva meno di 25 anni, conquistando i locali notturni. La dolce vita del boss, nato ad Africo 51 anni fa, forte accento reggino e abiti eleganti, gli investigatori gli hanno dato la caccia per 23 anni. La sua latitanza è finita in Uruguay, catturato in un hotel a Montevideo. Il boss dell''ndrangheta sarà estradato in Italia, a renderlo noto il Ministero degli Interni di Montevideo. Insieme a lui è stata arrestata una donna angolana con passaporto portoghese che, precisano le fonti, sarebbe la moglie di Morabito. Nelle operazioni che hanno portato all'arresto, confiscati tra l'altro 13 cellulari, una pistola, 12 carte di credito, assegni in dollari e 150 foto con il viso del detenuto. Morabito viveva in località Punta dell'Este da 10 anni, ufficialmente residente a Milano, cugino del boss Giuseppe Morabito, detto Tiradritto. Secondo l'accusa ha gestito per conto delle cosche un imponente traffico di droga dal Sud America verso Sicilia, Lombardia e Calabria, determinanti per l'individuazione e l'identificazione con il suo vero nome. In Uruguay viveva con il nome di Francisco Capelletto. Sono state le indagini condotte dai carabinieri del comando provinciale di Reggio Calabria e l'ufficiale di collegamento sul posto. Rocco Morabito dovrà scontare 30 anni di reclusione. Molte le reazioni. Il ministro dell'Interno Marco Minniti ha parlato di un importante risultato, i complimenti agli investigatori anche dal presidente del Senato Piero Grasso, frutto della cooperazione internazionale della lotta al crimine, per la presidente della commissione antimafia Rosi Bindi. Infine il deputato del PD e componente della commissione antimafia, il calabrese Ernesto Magorno, ha sottolineato la forza dello Stato. Non c'è pace per i lavoratori del porto di Gioia Tauro che hanno perso il posto di lavoro. Oggi nuova protesta dinanzi alla prefettura. Sentiamo Gianluca Pasqua. Hanno protestato davanti alla prefettura di Reggio Calabria gli ex lavoratori di MCT. Gli operai, licenziati dall'azienda che gestisce il flusso di container al porto di Gioia Tauro, si sono dati appuntamento davanti al Palazzo di Governo, dove era in corso una riunione tra il prefetto Michele Di Bari, l'INPS, l'agenzia e l'ispettorato del lavoro e la stessa azienda. Protestano per il mancato pagamento della cassa integrazione relativa al mese di luglio e soprattutto chiedono di essere ricollocati. Nei giorni scorsi un'altra protesta aveva bloccato l'attività del porto. Gli ex lavoratori avevano picchettato l'ingresso impedendo ai loro colleghi del turno pomeridiano di entrare e avevano chiesto di partecipare alla riunione odierna in prefettura per discutere la propria vertenza, urlando lo slogan «Vogliamo lavorare». Alla fine di luglio l'autorità portuale di Gioia Tauro ha approvato il regolamento della nuova agenzia che dovrebbe formare e ricollocare i lavoratori licenziati da MCT. Il nuovo organismo si chiama Gioia Tauro Port Agency e avrà sede a Gioia Tauro e durata triennale. I luoghi distrutti dalle fiamme, l'iniziativa di Monsignor Savino, vescovo di Cassano, che ha promosso una partecipata marcia silenziosa. Una marcia silenziosa per riportarci al richiamo e al valore della bellezza calpestata dalla violenza dell'uomo, quella tenutasi lungo la pista ciclopedonale Castrovillari Murano, parzialmente danneggiata dalle fiamme lo scorso mese di agosto. Il messaggio è molto chiaro.
e senza se senza ma diciamo no alla strategia del terrorismo, diciamo no al delitto cosmico, diciamo di sì alla custodia del creato. Io mi chiedo, ma come mai il popolo non reagisce e come popolo insieme non reagiamo a questa ulteriore sfigurazione della terra calabra? Qui c'è una vera e propria strategia del terrorismo, c'è una tattica scientifica studiata a tavolino perché si vuole fare business, si vuole aumentare il capitale, qui dietro c'è una vera e propria organizzazione mafiosa. Un'iniziativa assolutamente lodevole, perché io credo che oltre ad evidenziare e a lanciare un grande grido di dolore per quello che è accaduto, soprattutto io credo che rappresenti un invito forte, solenne, innanzitutto a tantissimi piromani ad evitare che possano ulteriormente rafforzare la loro azione contro un patrimonio ambientale di assoluto valore, quindi fare in modo che ognuno, quelli che lo hanno fatto, si pentano di quello che hanno fatto e soprattutto un invito a tanti altri ad evitare di fare queste cose. Io sono molto contento che proprio in queste ore, qualche ora fa a Rotonda, nel cuore del Parco Nazionale del Pollino, è stato arrestato in flagranza di reato un piromane. Io mi auguro, come dire, che ci siano pene severe per queste persone in modo tale che ognuno prima di applicare il fuoco ci pensi in maniera chiara. Condannato in abbreviato l'ex boss oggi pentito di Cassano Antonio Forastefano per il duplice omicidio Pepe Abruzzese, assolti Andrea Martucci e Bruno Emanuele. Il delitto avvenne il 3 ottobre del 2003 lungo la strada provinciale che collega Cassano all'Europoli. L'ex boss di Cassano allo Jonio, Antonio Forastefano, è stato condannato a 20 anni di reclusione per il duplice omicidio avvenuto il 3 ottobre del 2003 lungo la strada provinciale Cassano-Lauropoli, in cui furono uccisi Fioravanti Abruzzese, capo dell'omonimo clan degli Zingari, di Edoardo Pepe, ai vertici della Mala di Cassano. Assolti invece Bruno Emanuele, 45 anni, e Andrea Martucci, di 37 anni. E questa la sentenza emessa dal GUP di Catanzaro al termine del processo con rito abbreviato. Il PM della DDA di Catanzaro, Domenico Guarascia, aveva chiesto la condanna all'ergastolo per Antonio Forastefano nonostante il suo status di collaboratore di giustizia e anche nei confronti di Andrea Martucci, accusato di aver seguito gli appostamenti per verificare le abitudini delle vittime. Secondo la DDA il duplice omicidio rientrava in una complessa strategia criminale volta ad assicurare l'egemonia in tutto il territorio della Piana di Sibari del gruppo 'ndranghetistico facente capo alla famiglia Forastefano, eliminando aderenti alla cosca abruzzese. Antonio Forastefano avrebbe procurato l'autovettura, una lanciateme e le armi utilizzate per compiere l'agguato. Sempre lo stesso boss avrebbe anche guidato l'auto e una volta vista sopraggiungere la vettura con a bordo Pepe e Abruzzese l'avrebbe affiancata lampeggiando, mentre i suoi complici avrebbero esploso numerosi colpi. Sceso dalla macchina, il boss Forastefano avrebbe poi sparato il colpo di grazia contro le vittime designate. E adesso i nostri 100 secondi di cronaca. Trovato nel bagagliaio di una Opel con targa polacca il cadavere di un uomo avvolto in una coperta, l'auto parcheggiata in una strada sterrata limitrofa alla spiaggia in contrada Vascellero a Cariati nel Cosentino. Dai primi accertamenti medico-legali effettuati sul corpo dell'uomo sono emerse ferite da arma da fuoco al torace, indagini in corso da parte dei carabinieri. Un vasto incendio ha interessato la collina di Germaneto a Catanzaro e minacciato le strutture dell'Università Magna Grecia. Sul posto i vigili del fuoco che dopo ore di lavoro hanno domato le fiamme, in corso accertamenti per verificare l'origine del rogo. 2 bottiglie contenenti liquido infiammabile ed un accendino contenuti in una busta di plastica sono state lasciate davanti l'ingresso di un vecchio capannone acquisito recentemente da un'impresa che opera nel settore della pavimentazione a Catanzaro. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno avviato le indagini per risalire agli autori del gesto. Una vincita da 31.915 euro è stata centrata a Melito Portosalvo con il gioco 10 e lotto nel concorso del 2 settembre. Il giocatore ha scelto la modalità immediata e ha subito potuto confrontare i 10 numeri giocati con i 20 estratti, indovinandone 9 su 10. La vincita è stata realizzata nella ricevitoria di Lorenzo Sarica, situata nel centro dello Ionio Reggino. Il 10 e lotto dall'inizio dell'anno è detto in una nota premiato tutta l'Italia. Sono stati infatti già distribuiti premi per oltre 2,5 miliardi di euro.
Sentite questa storia che arriva da San Sossi nel Cosentino. Era stata lasciata all'interno dell'auto chiusa dal figlio che assieme alla sua famiglia si era allontanato per visitare gli stand della fiera organizzata nell'ambito dei festeggiamenti in onore della Madonna del Pettoruto, e la brutta disavventura capitata appunto a San Sossi, in provincia di Cosenza, ad un'anziana con disabilità che è stata soccorsa da alcuni passanti. La donna era giunta nei pressi della fiera assieme al figlio e alcuni familiari. L'uomo, dopo aver chiuso a chiave la madre in auto, è andato a visitare la fiera. A notare la donna che piangeva e chiedeva aiuto disperata sono stati alcuni passanti che hanno allertato i soccorritori, i quali per liberare l'anziana hanno anche dovuto infrangere un vetro della vettura. La donna è stata quindi affidata alle cure del personale del 118, il figlio è stato rintracciato dai carabinieri e denunciato in stato di libertà per abbandono di anziani. 2 turisti sono stati soccorsi dai vigili del fuoco dopo aver trascorso la notte al ghiaccio su una scogliera dove erano rimasti intrappolati. Spettacolare operazione di salvataggio ieri a Tropea, dove 2 turisti stranieri sono rimasti intrappolati all'interno della grotta del Palombaro, ai piedi della rupe di Santa Maria dell'Isola, rimasti bloccati all'interno della grotta a causa dell'improvviso innalzamento del livello del mare provocato dal peggioramento delle condizioni meteo-marine. Allertata la sala operativa della Capitaneria di Porto di Vibo Valentia Marina, sul posto sono immediatamente intervenuti mezzi navali, una motovedetta ed un battello, e uomini della Guardia Costiera di Vibo Valencia insieme a personale del Vigile del Fuoco dei comandi provinciali di Vibo Valentia e di Reggio Calabria, giunti sul luogo con una squadra di specialisti in manovre di derivazione fluviale ed alpinistica. Le attività di soccorso sono state coordinate dapprima dalla Capitaneria di Porto di Vibo Valentia e successivamente dalla Direzione Marittima di Reggio Calabria, che ha disposto l'intervento in zona dell'elicottero del secondo nucleo aereo della Guardia Costiera di Catania, dotato di personale aerosoccorritore pronto ad intervenire in caso di necessità. Constatata l'impossibilità di portare soccorso dal mare e visto le proibitive condizioni in atto nello specchio acqueo antistante la grotta del Palombaro, l'operazione è stata portata a termine da una squadra di vigili del fuoco specializzati in tecniche SAF, speleo alpino fluviale. Dopo ore di lavoro, i vigili del fuoco del comando provinciale di Vibo Valentia si sono calati fino a 40 metri dalla sommità dell'isola con il supporto degli uomini della Capitaneria di Porto. Dopo averli assicurati con imbracature, i 2 turisti sono stati recuperati mediante una manovra di soccorso in corda per oltre 40 metri fino alla cima della rupe di Tropea. Per entrambi, apparsi comunque in buone condizioni, è stata la fine di un incubo durato quasi tutto un giorno. Si erano addentrati nella grotta infatti nel tardo pomeriggio di sabato e solo ieri pomeriggio si sono concluse le operazioni di salvataggio spettacolari, al punto che tanti curiosi e turisti sono rimasti là a seguire attimo per attimo l'evoluzione. Valorizzare il borgo antico di Bovalino è l'obiettivo dell'amministrazione comunale, che ha promosso una giornata di studio. Le mura abbandonate mostrano la fragilità conseguenza del vento di tante stagioni che le ha imbruttite, dell'erbaccia che le ha degradate. Siamo a Bovalino Superiore, l'antico borgo fa i conti con l'incuria del tempo e degli uomini. Non bastano le luminarie della festa per cambiarne il volto. Lo ha capito l'amministrazione comunale, che ha promosso una giornata di studio per trovare, con l'aiuto di esperti, modelli di valorizzazione del patrimonio storico e architettonico, conservazione e promozione di un sito che può diventare attrattore turistico. L'iniziativa nella chiesa matrice del centro storico. L'obiettivo di questa amministrazione sarà quello anche di garantire che le opere pubbliche che rappresentano questo paese, questo borgo, come il castello di Bovalino Superiore, il castello normanno, ma anche la chiesa del Rosario, la chiesa cosiddetta dello Zopardo, divengono di nuovo opere d'arte e che quindi vengono riscoperti in tutta la loro bellezza. Noi faremo il massimo sforzo e cercheremo di dare di nuovo lustro a questa realtà importante. Questo è solo un primo incontro, è la base, è la partenza da cui verrà svolto tutto il nostro lavoro, tutte le nostre attività, e che sono certo che porteranno, come è stato anche curato dentro, una nuova primavera, a nuovo inizio per questo paese. Siamo allo sport, il calcio è il punto sulle squadre calabresi nel servizio di Gianluca Pasqua.
Dagli strali di Gravina all'Olimpo e alla Lega Pro, la parabola ascendente del Rende continua. In Coppa e campionato solo successi, dopo Regina e Catanzaro, anche l'Acragas è caduta sotto i colpi dei biancorossi di Trocini. Nella gara più difficile, per la dinamica del risultato, sono riusciti a non perdere la testa e a trovare l'acuto vincente. Punteggio pieno e primato non schiodano Brunello Trocini dalla proverbiale concretezza. E tutto viene in cascina, dice il tecnico, che dimostra di conoscere le insidie della nuova dimensione. Siamo felicissimi del momento, siamo anche però consapevoli che ci aspetta un campionato durissimo. Questi 6 punti per noi sono di vitale importanza per il proseguo e non ci devono far distogliere da quello che è il nostro obiettivo principale, che tutti sappiamo deve essere quello di conquistare una salvezza che per noi sarebbe fantastica viste le vicissitudini che abbiamo vissuto quest'estate. 90 secondi possono bastare per rovinare una partita e precipitare nel pessimismo, soprattutto se quel minuto e mezzo di follia compromette una gara da vincere a tutti i costi per cancellare la prestazione precedente. È l'estrema sintesi della situazione che si vive nel Cosenza, padrone del campo nel match con la Paganese, ma beffato dagli azzurro-stellati di Favo con un blitz concretizzato nel finale del primo tempo da Cesaretti e Talamo con la complicità della retroguardia rossoblù. Unica costante nelle 2 uscite in campionato il doppio svantaggio che ha complicato il tentativo assiduo dei lupi di rientrare in partita. Rialzarsi la parola d'ordine che Trinchera e Fontana pronunciano all'unisono. C'è una settimana di lavoro per correggere, crescere, ritrovare fiducia prima del confronto a Matera. Dobbiamo apportare dei correttivi, il mister con i ragazzi purtroppo devono porre rimedio e cercare solo nel lavoro delle soluzioni, perché adesso è opportuno parlare poco, ritrovare un po' di serenità, perché le sconfitte, soprattutto quando arrivano così, chiaramente è difficile da assorbirle, quindi bisogna parlare poco e lavorare. Nel borsino della Serie C sale la Regina non solo per la regola dei risultati, ma anche per la prestazione offerta. Nel derby con il Catanzaro gli Amaranto hanno convinto, c'è stata l'intensità richiesta da Maurizi e anche la concretezza che il ritorno di Bianchimano ha facilitato. Questo risultato ci dà una grossa gratificazione interiore, il resto è noia, ma dobbiamo lavorare sugli ultimi minuti perché non è possibile prendere 2 occasioni da gol in 10 contro 11 negli ultimi minuti. Questo io vedo la vita così. I veri tifosi della Regina hanno un'anima, hanno un cuore e non sono così incompetenti oppure non sono così come qualcuno vuole far credere. Sono delle persone di grande spessore umano, di grosso amore per la maglia, per la città e è normalissimo quello che avviene. Una simbiosi unica tra squadra e tifosi. Sul banco degli imputati, in casa giallorossa, il reparto difensivo, bucato dall'avversario in diverse occasioni. Per l'attacco invece, considerata l'assenza di Infantino e ancora una fase di rodaggio, dopo gli arrivi di Anastasi, già buttato nella mischia, e Letizia, elementi che il tecnico Erra dovrà mettere in condizione di rendere al meglio. Ritengo che sia stato, su tutto il secondo tempo, abbiamo preso gol nel nostro momento migliore, quando la squadra stava profondendo il massimo sforzo per ottenere il vantaggio. Peccato, se devo dire poi anche in inferiorità numerica, la squadra ha creato 3 palle gol per venire perlomeno al pareggio, ma c'è grande rammarico per questo risultato, anche se la prestazione in crescendo della squadra mi lascia ben sperare. A Cassano allo Ionio adesso per la lunga notte bianca. Tra l'entusiasmo generale ed il lancio dei palloncini verso il cielo stellato è partita la lunga notte bianca di Cassano allo Ionio. L'evento è stato preceduto da un convegno in cui amministratori, studiosi ed esperti si sono confrontati sul tema ambiente e beni culturali. Cassano allo Ionio per una politica di tutela e valorizzazione tra mare, terra e storia, finalizzato alla presentazione di 2 importanti progetti, la nascita del Museo del Mare e il recupero della Torre di Milone. Questa sera abbiamo parlato di 2 cose importanti, abbiamo parlato della riserva dei Crati e quindi delle risorse naturalistiche che ci sono sul territorio del comune di Cassano e il valore della riserva delle Crati. Questa sera noi ci siamo impegnati, comune, regione, riserva del Crati, a realizzare a Sibari il Museo del Mare. Se un sindaco decide di iniziare una notte bianca
con una riflessione su quello che può essere realizzato in questo prossimo anno dall'amministrazione comunale, e lo fa in stretta sinergia con il MIBACT, con il segretariato regionale del MIBACT e con la Regione Calabria, allora significa che finalmente un'azione sinergica tra le istituzioni si sta realizzando. Io credo che la presentazione di questi progetti evidenzi esattamente quanto il sindaco stia dando importanza all'ambiente e alla cultura in questo territorio, non facendo altro che mettere a sistema quello che c'è. La conclusione del convegno e la rinnovata sinergia con gli organi sovracomunali hanno acceso l'entusiasmo dei cittadini e dei turisti, che subito dopo si sono calati nelle numerosissime suggestioni offerte dalla notte più lunga dell'anno. Fino alle prime luci dell'alba, Cassano è stato un vero e proprio teatro all'aperto, con artisti, musica e attrazioni che si sono alternati nelle diverse piazze e che hanno coinvolto migliaia di persone provenienti da tutta Italia. È al via a Cerisano lo storico Festival delle Serre. Ha preso il via da Palazzo Sersale la 24esima edizione del Festival delle Serre di Cerisano, che fino al 9 settembre tutte le sere offrirà un variegato cartellone di appuntamenti culturali, musicali e di intrattenimento, con la partecipazione di illustri ospiti del panorama nazionale ed internazionale. La sontuosa dimora rinascimentale, base operativa ma anche cuore pulsante di tante attività, racchiude in sé tutta la filosofia del festival, che si articola sostanzialmente in due importanti filoni: un confronto serrato con le capitali del sud, quest'anno è stata scelta Napoli, e l'inizio di un grande percorso culturale con la masterclass ed il concorso lirico internazionale Katia Ricciarelli. Qui stasera noi abbiamo inaugurato tutte le varie attività, la mostra di Totò, le varie location che sono state allestite per questo bellissimo festival, e qui già i maestri stanno facendo lezione agli studenti che sono giunti qui da tutta Italia, e addirittura dall'estero, dalle Americhe, sono arrivati 2 studenti per frequentare la masterclass che abbiamo pensato. Fin dall'inizio sono stati in tanti i visitatori e i turisti che hanno potuto godere della fresca atmosfera di una sera di fine estate e delle tante scoperte che ha offerto Cerisano, trasformato per l'occasione in un suggestivo teatro all'aperto. In ogni piazza vi è un teatro, in ogni piazza, in ogni slargo abbiamo creato delle location per accogliere gli spettacoli, la sezione jazz, la sezione teatro, il cinema. Qui c'è la sezione lirica, c'è un'altra sezione per i giovani che partirà in seconda serata, ci sono tante occasioni, gli spettacoli sono tutti gratuiti. Tra gli eventi clou della prima serata, a calamitare l'attenzione di tantissimi partecipanti è stato il tributo a Pino Daniele con il concerto jazz Neri a metà, che ha visto la partecipazione di Joe Amoruso, pianista per tanti anni del grande artista prematuramente scomparso. E adesso le previsioni del tempo. Ben ritrovati allo spazio delle previsioni del tempo a cura di meteincalabria.it. La saccatura atlantica, che ha provocato un sensibile e repentino calo delle temperature e il ritorno sui versanti tirrenici di piogge e temporali sparsi, ormai è in fase di allontanamento verso l'Europa centro-orientale. La nostra regione pertanto vivrà una fase di tempo più stabile, con temperature di poco al di sotto delle medie, almeno sino a metà settimana. Passiamo alle previsioni in dettaglio per la Calabria. Martedì, nuvolosità sparsa su Vibonese e Reggino Tirrenico, ma con scarsa probabilità di fenomeni comunque poco significativi. Nel pomeriggio aumento della nuvolosità cumuliforme su Pollina e Sila, anche qui con fenomeni trascurabili. Temperature stazionarie o in leggero aumento. E adesso il consueto sguardo a mari e venti. Martedì, mari poco mossi ovunque, venti da nord-ovest deboli, localmente moderati sul Tirreno e dal pomeriggio anche sullo Ionio meridionale. Altrove ventilazione debole di direzione variabile. Ed infine, prima di salutarci, vi ricordo che oltre al nostro sito web www.meteincalabria.it potrete seguirci sulla nostra pagina Facebook Mete in Calabria. Per la puntata odierna è tutto, grazie, arrivederci, al prossimo appuntamento. Il nostro giornale si chiude qui, grazie per l'attenzione e buona serata.